un nuovo viaggio nella grande cultura fiorentina. In quella parte della Firenze medievale, che ancora oggi viene chiamata di là d'Arno, il grande giardino di Boboli si estende per circa 30 ettari sulla collina omonima, alle spalle dell'imponente Palazzo Pitti. La realizzazione del parco venne iniziata a partire dalla seconda metà del Cinquecento per volere del Granduca Cosimo I dei Medici e di sua moglie Eleonora di Toledo, al fine di ospitare la residenza di corte. Firenze, la capitale del Granducato di Toscana, venne così dotata di una reggia grandiosa e spettacolare, considerata la prima reggia d'Europa. Boboli divenne così la scena del principe rinascimentale, lo sfondo spettacolare della sua azione dinanzi alla vita cittadina e comunitaria. Il nucleo iniziale del giardino cinquecentesco si allarga oltre il cortile di Palazzo Pitti, nello scenografico spazio del cosiddetto anfiteatro. Il giardino fu formato da un insieme di strutture vegetali, come siepi di varia altezza, boschetti e labirinti potati in modo geometrico. Vennero scelte le piante più rustiche e resistenti, quelle essenze sempreverdi mediterranee fornite dai boschi che crescevano spontanei nei dintorni di Firenze. Boboli divenne così un giardino di lecci, filiree, lentaggini, alaterni. L'intero giardino fu concepito come un mondo a sé stante, dove però dovevano trovare spazio tutte le attività connesse alla vita quotidiana. Doveva essere infatti spazio teatrale, ma anche frutteto e orto, ospitare serragli di animali rari e contemporaneamente fornaci per la produzione di mattoni. Nei grandi vivai, dominati da grandi sculture di divinità mitologiche come il Nettuno della Fontana del Forcone, si raccoglieva l'acqua per la manutenzione del giardino e degli orti, ma anche per il fabbisogno della corte. Nel suo insieme, il giardino rappresentava una gigantesca scena teatrale, dove vi trovavano posto tutti gli elementi dell'universo sino ad allora conosciuto. Le mura, fatte innalzare da Cosimo I al tempo della guerra contro Siena, racchiudono il nucleo cinquecentesco di Boboli. I vialetti ombrosi del giardino sembravano progettati apposta per gli scherzi cortigiani, ma vi si tendevano anche le reti per la cattura degli uccelli da destinare alle mense del principe. Nel giardino era possibile esibire gli elementi della natura come in una sorta di museo all'aperto. Nelle grotte, decorate con spugne, madrepore ed altri materiali di origine marina,
si creavano ingannevoli suggestioni attraverso i giochi, gli scherzi d'acqua e la vegetazione che ricopriva le umide pareti. Fra il 1586 e il 1587 Bernardino Poccetti affrescò la volta del primo ambiente della Grotta Grande o Grotta del Buontalenti con scene di genere e ritratti di animali che comprendevano preziosi esemplari esotici. Negli straordinari effetti prodotti dai giochi d'acqua, la luce che filtrava dall'alto andava a creare inquietanti suggestioni lungo le pareti decorate da mosaici che evocavano alcuni dei miti più significativi dell'antichità. Furono ospitati nella grotta anche i 4 incompiuti prigioni di Michelangelo, destinati in origine alla tomba di Papa Giulio II della Rovere. Degli originali arredi della grotta fa anche parte il gruppo scultoreo realizzato nel 1560 da Vincenzo De Rossi, che raffigura Paride ed Elena. Tra le decorazioni della Grotta Grande sono frequenti le insegne di Cosimo I. Nel corso del Seicento il giardino viene sensibilmente ampliato lungo il pendio occidentale. Nel nuovo settore viene realizzato il Viottolone, un largo percorso bordato da filari di cipressi che collega la sommità del Colle di Boboli e il nucleo cinquecentesco del giardino con l'area di Porta Romana. Ai lati del Viottolone viene allestito un insieme di giardini quasi simmetrici, chiusi da pareti di cipresso, di leccio e di bosso, percorsi dalle cerchiate, cioè dai sentieri coperti da volte di verde. Si realizzano anche veri e propri labirinti di vegetazione che creano complesse suggestioni ottiche e spaziali. Tutto l'ampliamento seicentesco di Boboli fu progettato come un'unica gigantesca ragnaia, termine con cui si indicava l'insieme di viali e vialetti fiancheggiati da muri di vegetazione, da lecci e da siepi, dove si praticava l'uccellagione, la caccia degli uccelli con le reti e con le trappole. Lungo il Viottolone dei cipressi furono collocate coppie simmetriche di statue, in gran parte copie di età romana di originali greci.
L'impianto originario delle ragnaie di Boboli, che regolavano secondo un rigoroso ordine geometrico l'intero parco, è andato quasi completamente perduto dopo le trasformazioni ottocentesche operate sotto i Lorena. Mostaccini rappresenta una delle rare porzioni della ragnaia seicentesca conservatesi fino ai nostri giorni. I suoi abbeveratoi costituivano un grande richiamo per i piccoli uccelli che, avvicinandosi per bere, restavano impigliati nelle reti disposte lungo il muro di piante. È alla fonte dei Mostaccini che si comprende la più intima natura di Boboli. Una natura ricostruita e fatta di passaggi di aria, di luce e di acqua. Acqua che, scendendo per caduta dalla sommità del colle, vivifica il giardino con le sue 1000 stanze vegetali, i suoi silenzi, le armonie. L'isola, nella parte più occidentale del giardino, era il luogo ideale dove il principe e la corte potevano dimenticare i problemi quotidiani e dedicarsi agli svaghi e ai passatempi preferiti. Luogo senza tempo, di eterna primavera, era caro alle muse e vi trovavano ispirazione la poesia, la musica, la conversazione cortese. La grande vasca di forma circolare è ornata da alcuni gruppi di sculture, fra cui quelle di Perseo e Andromeda, destinati a nuotare in direzioni opposte senza potersi incontrare mai. Lungo la sponda esterna del bacino spiccano le fontane delle arpie, i mostruosi guardiani dell'intimità dell'isola. Al centro dell'isola, nel 1637, fu collocata la granitica fontana dell'Oceano, per la quale il Gian Bologna, nel Cinquecento, aveva realizzato l'imponente statua di Nettuno, circondato dalle immagini del Nilo, del Gange e dell'Eufrate, seduti intorno al dio marino.
Durante la bella stagione, rare varietà di limoni e di aranci ornano ancora oggi il bacino dell'isola. A Boboli, preziose collezioni di agrumi cominciarono a essere costituite fino dalla nascita del giardino, quando furono acquistati i primi aranci amari, i cosiddetti melangoli. Queste collezioni andarono mano a mano arricchendosi nel corso del Cinquecento con l'introduzione degli aranci dolci e di altre varietà, per cui nel secolo XVII si provvide alla costruzione del giardino degli agrumi. Le condizioni climatiche e ambientali dell'area fiorentina non consentono la coltivazione in terra degli agrumi, che abbisognano del ricovero in serra fredda durante l'inverno e vengono di conseguenza coltivati in vaso. La loro manutenzione è piuttosto laboriosa e complicata e, come quella dell'intero giardino di Boboli, necessita di cure assidue e costanti. Per il ricovero degli agrumi dell'isola e di quelli di altri giardinetti, verso la fine del Settecento fu costruito lo stanzone degli agrumi, o limonaia, sul posto dell'antico serraglio in cui Cosimo III dei Medici raccoglieva animali rari e bizzarri. Nelle aiuole antistanti l'elegante costruzione si sta attualmente ricostituendo una collezione di rose classiche. Opera dell'architetto neoclassico Zanobi del Rosso, la limonaia è fra le ultime grandi realizzazioni architettoniche dell'intero giardino di Boboli. Di fianco alla cerchiata grande, il viale coperto che corre perpendicolare al viottolone dei cipressi, si trova la cosiddetta botanica di sopra, ovvero il giardino degli ananassi, che ospitava un tempo anche il giardino acquatico. Le grandi vasche circolari, sui cui bordi oggi fanno bella mostra di sé alcune collezioni di piante tropicali, fra cui alcune varietà di cicas, di palme e di banani, furono volute dal botanico ottocentesco Filippo Parlatore per la coltivazione delle piante esotiche di ambiente umido. Sulla sommità della collina di Boboli, aperta da un lato su Palazzo Pitti e dall'altro sul paesaggio collinare fiorentino, si trova il geometrico giardino del Cavaliere.
Leopoldo de' Medici vi si era fatto costruire una piccola casa, nella quale teneva le sue riunioni con artisti e scienziati. Più tardi Cosimo III l'avrebbe trasformata in una elegante palazzina. Posizione dominante rispetto alla ragnaia del giardino cinquecentesco, nel 1776 Zanobi del Rosso costruì il Café House, dove la corte lorenese era solita sostare per ammirare il panorama della città. Posta al di sotto della massiccia fortezza del Belvedere, l'elegante struttura a cupola del Café House si inseriva in un complesso di piccoli giardini e frutteti, solo più tardi trasformati in prati. Fra le innovazioni volute da Pietro Leopoldo di Lorena ci fu la sistemazione della zona alle spalle dell'isola, in seguito detta Prato delle Colonne, per via delle due colonne di epoca romana collocate al suo interno. Nell'area fu anche realizzata un'alta siepe di forma semicircolare, nella quale vennero ricavate profonde nicchie per la collocazione di 12 busti colossali. Il giardino di Boboli fu aperto alle visite pubbliche nel 1776, secondo una consuetudine entrata in uso presso le principali regge europee a partire dalla prima metà del Settecento. Nei quasi 4 secoli che sono stati necessari alla sua realizzazione, il giardino è divenuto una delle più grandi e ricche collezioni d'arte a cielo aperto. Invece che nelle sale di un museo, le opere sono nei prati, fra le aiuole, di fianco alle vasche o nell'intricata vegetazione dei boschetti. Boboli oggi è un giardino museo frequentato dai fiorentini e dai turisti italiani e stranieri. Da tempo i suoi spazi verdi non accolgono più, come avveniva nel Cinquecento e nel Seicento, le fantasmagoriche feste di corte. Ogni tanto però vi vengono allestite rappresentazioni teatrali tra le magnifiche scenografie del giardino. Specchio di epoche e di gusti, il giardino di Boboli è uno dei rari luoghi in cui si riflettono circa 4 secoli del gusto, del pensiero e della tradizione occidentale.